Oggi per la serie rosticceria siciliana faremo le pizzette. Gli ingredienti sono impasto per rosticceria, prosciutto, mozzarella per pizza, frutto, salsa di pomodoro, sale, pepe e origano. Le pezzature sono 70-90 grammi, in base alle dimensioni finali che volete ottenere. In alto trovate il link per la ricetta dell'impasto. Adesso spennelliamo nello strutto la teglia. Mettiamo la carta da forno. Adesso spennelliamo la carta forno. Prepariamo la pizzetta. La schiacciamo senza andare nei bordi. Mettiamo nella teglia e la facciamo lievitare un'altra oretta. Mettiamo un po' di sale nella salsa. Adesso prendiamo queste pizzette. Mettiamo il prosciutto, mozzarella, prosciutto, origano, un po' di pepe. Adesso mettiamo in forno a 160 gradi per un quarto d'ora. La nostra pizzetta è pronta. Di seguito troverete alcuni link per fare altri pezzi di rosticceria siciliana grandi e mignon.